Benvenute e benvenuti su podcast One Word Italiano. Settembre a Cagliari ha un suono diverso. Non è il mese dei quaderni nuovi e del ritorno a scuola come lo era a New York per Chiara. Non per lei almeno. Qui Chiara non ha mai smesso di studiare. La scuola di italiano per stranieri è aperta tutto l'anno, solo una piccola vacanza per il 15 agosto, una unica pausa estiva per Ferragosto. Eppure, anche senza interruzione, qualcosa è cambiato. Lo sente nell'aria. Le mattine ora sono fresche, quasi frizzanti. Quando esce dal portone e cammina verso la scuola, Chiara sente di aver bisogno di una giacca. Il tempo sta cambiando. Il cielo è limpido, trasparente, come lavato da un vento segreto. Non è il cielo pigro e opaco di luglio, ma uno più chiaro che sembra dire: guardami, è tempo di ricominciare. In classe anche gli altri studenti lo sentono. Alcuni tornano dopo lunghe vacanze nei loro paesi. Naomi racconta del Giappone con le foto dei festival estivi. Un ragazzo francese mostra i suoi selfie dalla Provenza e un'americana parla delle sue settimane fantastiche in Grecia. Chiara ascolta, sorride e un po' si sente strana. Lei non è mai partita, è rimasta qui in città. Eppure non prova gelosia. Anzi, sente che settembre, anche senza valigia, porta con sé un nuovo inizio. Durante la lezione di lingua italiana, l'insegnante apre una parentesi curiosa. Sapete come si dice settembre in lingua sarda? Capodanni. Chiara alza la testa, colpita da questo suono. Capodanni. Sembra una parola antica. L'insegnante dice: infatti, significa Capodanno, perché settembre coincideva con l'inizio dell'anno agricolo. La raccolta, la vendemmia, la semina, tutto ricominciava a settembre, non a gennaio. Chiara si ferma a pensare. A New York settembre era solo ritorno e scuola. Qui invece è Capodanno, anche senza fuochi d'artificio, senza festa. Un nuovo anno che non riguarda i banchi di scuola, ma la terra. Nel pomeriggio decide di fare una passeggiata fino al bastione, fino a su. Da lassù la città le sembra più chiara, più leggera. I turisti sono diminuiti, le strade respirano. Nei bar ci sono tanti studenti che studiano e parlano a voce alta, con le cartelline sotto il braccio. I negozi hanno messo in vetrina maglie leggere, ancora estive, ma con colori più sobri. E sulle bancarelle del mercato scopre un frutto nuovo, mai visto, i fichi d'India, grossi, gialli e rossi, che la guardano come alieni. Li compra, li assaggia. Sono dolci e pungenti insieme, proprio come settembre, pensa Chiara. La sera, tornando a casa, l'aria è fresca. Non più quel caldo un po' appiccicoso che l'ha accompagnata per settimane ad agosto. Adesso respira meglio, a pieni polmoni. Si ferma un attimo, guarda il cielo, è così limpido, è incredibile. Le sembra un cielo che non dice mai bugie, un cielo che annuncia qualcosa. Si chiede se piano piano anche lei
stia vivendo il suo Capodanno segreto, non fatto di feste o botti, ma di una nuova fase, di un nuovo inizio, di una nuova vita. Oggi Chiara ha scoperto parole che profumano di settembre. Settembre, il 9° mese dell'anno, che in Italia segna sempre un nuovo inizio. Capodanni, in lingua sarda significa Capodanno, l'inizio dell'anno agricolo. Aria frizzante, fresca, che ti sveglia la mattina. Cielo limpido, un cielo chiaro, senza nuvole. Fichi d'India, frutti dolci e spinosi tipici della Sardegna. Le frasi utili di oggi. Che aria fresca questa mattina. Il cielo è limpido. Settembre è un nuovo inizio. Vuoi assaggiare un fico d'India? In Sardegna, settembre, si dice in lingua sarda Capodanni. È sera. Chiara si siede alla scrivania con la finestra aperta. L'aria fresca entra come un bel regalo. Prende il quaderno rosso e scrive: settembre a Cagliari ha l'aria frizzante di una festa silenziosa. Ho imparato che qui non è solo l'estate a finire, è un nuovo anno che inizia, come dice la parola Capodanni. Un capodanno segreto custodito nella terra e nel vento. E poi aggiunge sotto, sorridendo: e io lo festeggio mangiando i fichi d'India, dolcissimi, pieni di spine e di semi, un po' come la lingua italiana. Chiara ha scoperto che settembre in Sardegna è più di un mese, è un inizio che non si celebra con botti e feste e brindisi, ma con aria fresca, frutti di stagione e cieli limpidi. Nel prossimo episodio partirà per un'escursione in Barbagia, una zona segreta e magica della Sardegna, un autunno fatto di tradizioni, vino nuovo e storie importanti. Se anche tu stai imparando l'italiano, ricorda, assaggia frutti nuovi. Ogni nuovo frutto è una nuova esperienza nella lingua italiana. A presto da Carla!